Buonasera a tutti, ben ritrovati qui al Grand Central in occasione del Festival Letterario che ci vede ormai da qualche anno presenziare qui in centro a Mestre, in questo bellissimo locale che ci dà la possibilità di portare avanti questa iniziativa. Saluto voi che siete qui presenti in sala, come saluto anche il pubblico che ci sta seguendo da casa grazie alla diretta di Mestre Mia, per cui ringrazio sempre Andrea Sperandio e Chico Brunello per la collaborazione, che un giorno li porteremo davanti alle telecamere invece di tenerli dietro. Siamo al quarto appuntamento quindi di questa rassegna estiva, che di estiva non ha tantissimo perché il maltempo ci costringe a restare all'interno, ma noi andiamo avanti lo stesso grazie appunto alla possibilità che il Grand Central ci dà di ospitare le serate anche all'interno, non solo all'esterno. Questa sera abbiamo il piacere di conoscere Serena Perozzo, qui alla mia destra. Ciao Serena, benvenuta. L'autrice del libro che vedete qui esposto, Echi oltre le mura, edito da Piazza, l'editore che questa sera, Silvano Piazza, accompagnerà Serena proprio in questa presentazione. Grazie Silvano, bentornato, perché noi ci siamo visti già nelle edizioni precedenti, quindi è un piacere riaverti qui. E, per quanto riguarda appunto il libro di Serena, ci penserà Silvano a sviscerarlo assieme a lei, andare alla scoperta dei contenuti. Serena, grazie di nuovo, so che a Mestre è forse la prima volta che vieni a presentare, hai girato molto in tutto il Veneto, ti stanno anche fuori, sei stata al Salone del Libro, ricordiamolo, di Torino, quindi un libro sicuramente apprezzato, è il tuo esordio come romanziera. So che scrivi anche altre cose in altri generi, insomma adesso ti conosceremo meglio durante questa serata. Buon ascolto, buon proseguimento a tutti. Grazie. Allora, Serena è di Pederobba, non so se voi di Mestre sapete dov'è, ma comunque anche quelli che sono di Pederobba probabilmente fanno fatica a ritrovarsi. Pedemontana trevigiana, pedemontana che parte da, se volete, da Vicenza, arriva fino a Pordenone, è una terra ricca di castelli o di castrum o di fortificazioni che si sono realizzati tra l'VIII secolo. Non tutte chiaramente queste fortificazioni erano di pietra, ma potevano anche essere basamenti di pietra, di legno, eccetera, eccetera, e alcuni sono arrivati ai giorni nostri. Lei abita in quelle zone e quindi ha voluto ambientare questo romanzo e ha dato, poi ci spiegherà, ha dato una lettura di un romanzo storico e anche con una doppia lettura con una vicenda che si svolge ai giorni nostri e l'ha reso avvincente. Quindi Serena Perozzo sta vendendo bene, si sta promuovendo bene, è un libro che piace, non so come tu abbia fatto da lassù, che magari non so se arriva internet dalle vostre parti, però è riuscita a fare, comunque ha fatto un bel libro, ecco, quindi dobbiamo essere contenti. È probabile che ci siano stati anche qua a Mestre in quel periodo nella terraferma, quindi quella parte occupata dai Longobardi prima, altri castrum, questo sarebbe una cosa interessante da scoprire. Serena, perché a un certo punto hai voluto ambientare questo romanzo dalle tue parti? Cos'era che ti aveva affascinato? Perché questi castelli di cui si parla poco, conosciamo poco, anche se oggi sta un po' riprendendo attenzione. Non voglio dire grazie al tuo libro, ma sicuramente in parte anche tu hai contribuito a porre l'attenzione su queste che possono oggi anche essere meta di attenzione di visite turistiche. Beh, allora intanto buonasera a tutti, buonasera per chi ci segue in diretta, buonasera a tutti voi che siete qua, grazie al Grand Central, grazie Silvano, grazie a voi della diretta. Detto questo, direi due cose prima di rispondere alla domanda di Silvano, giusto per darvi un'idea di che cosa parla il libro, giustamente.
Allora, come accennava prima Silvano Piazza, il mio libro, Chi oltre le mura, è strutturato con due linee narrative, una nel presente e una nel passato. Nel presente la protagonista si chiama Rebecca, è una ragazza di 30 anni che vive e lavora a Milano, ma che per questioni familiari torna a casa. Il nonno, che praticamente le ha fatto da padre, muore, quindi Rebecca torna a casa dalla nonna per aiutarla, per starle vicina, e torna a casa a Pederobba, a Oligo, che è questo comune sconosciuto a quanto pare, ma giusto per darvi un riferimento è vicino a Valdobbiadene, dall'altra parte del Piave rispetto a Valdobbiadene, ecco, per indicarvi. Torna a casa e scopre che il nonno aveva tenuto, custodito dei primi capitoli che lei aveva scritto all'università di un piccolo romanzo su una contessa realmente esistita, una certa Ludovica Capilupi. E lei lo vede un po' come un segno, come se quello fosse una cosa lasciata dal nonno per anche sentirlo vicino. Per superare il lutto lei decide di onorare questa fiducia che il nonno le aveva dato e ricomincia a studiare tutta la storia di Ludovica Capilupi. E man mano che riprenderà a scrivere il romanzo, dall'altra parte ci sarà la storia di Ludovica Capilupi. Ludovica Capilupi è una donna realmente esistita. Lei era figlia del podestà di Treviso nel 1178, o meglio, podestà di Treviso è questo Fiorio Capilupi che nel 1178 arriva a Treviso, probabilmente da Mantova, portando con sé la famiglia. A quei tempi siamo in età comunale, quindi fate conto l'età del Barbarossa per capirci, quindi comuni contro il Barbarossa. 1178 Legnano, la battaglia di Legnano è passata da poco, quindi siamo proprio in fermento. I comuni hanno bisogno che ci sia una figura sopra le parti, quindi solitamente il podestà veniva da fuori. Detto questo, la famiglia non poteva stare con il podestà a Treviso, appunto con la sua famiglia. La famiglia doveva andare a stare in un altro luogo per questioni di sicurezza e si trova che Ludovica Capilupi abitava in questo castello, che è la Mura Bastia adesso si chiama, ed era un castello lì a Pederobba. Perché Pederobba? Perché Onigo quel castello? Perché in realtà era molto vicino al Piave, era in un imbocco strategico rispetto a Feltre, e tutto il passaggio per andare nelle terre appunto del territorio di Feltre e Belluno, quindi estremamente strategico da quel punto di vista. E ricordiamoci che siamo vicini anche a tutto il territorio di Ezzelino da Romano, che sicuramente avete sentito nominare qualche volta, gli Ezzelini, ecco. Diciamo che non c'è ancora in questo libro l'Ezzelino III, quello il tiranno, che poi di cui si parla tanto. E lei in questo castello vive la sua vita, cioè racconto la storia della sua vita rispetto a quello che ho trovato nelle fonti, il matrimonio che avrà, la vita che porterà avanti. Lei comunque, ripeto, figlia di un podestà di Treviso, e diventerà poi moglie di quello che sarà il capitano dell'esercito di Treviso. Entrambi questi personaggi saranno firmatari della pace di Costanza col Barbarossa, quindi insomma un personaggio una donna di cui si sa poco, ma che era circondata da persone estremamente importanti. Detto questo, che cosa mi ha portato? Quindi, per tornare, finalmente rispondo alla tua domanda. È stata un po' prolissa, ma insomma mi sembrava giusto. Bon. Allora, cosa mi ha spinto a scrivere questo libro? Fa un po' ridere, la cosa magari vi farà sorridere, però è successo così. Allora, premetto, io non vengo da studi letterari. Io ho studiato, ho fatto il liceo scientifico, poi mi sono laureata in economia in inglese, quindi nulla di più lontano da letteratura, archeologia, storia, quindi niente. Sono sempre stata però una grandissima lettrice, ho sempre letto tantissimi e soprattutto tantissimi romanzi storici, un po' di tutto, però i romanzi storici sono sempre stati il mio pallino. Mi stavo per laureare, l'aneddoto, ecco. Era settembre 2008, un po' di anni fa, ma insomma non ci facciamo caso, e stavo bevendo un caffè con un mio amico poco prima di dover discutere. La settimana dopo avrei discusso la tesi, e lui mi dice: beh, andiamo a farci una passeggiata. E
e praticamente mi porta in questa collina dove lui durante l'estate aveva fatto da volontario nello scavo archeologico della Mura Bastia. Io non sapevo neanche fosse un castello, quindi figuriamo, aveva ragione Silvano quando diceva che neanche noi sappiamo dove siamo, nel senso che certe bellezze del nostro territorio quasi non le conosciamo. Insomma mi porta e mi spiega, questo era un castello medievale, qui c'era la cisterna, qui c'era la Canipa Domini, insomma mi spiega tutto il castello e la prima cosa che gli dico io è: ma pensa che bello sarebbe leggere un libro ambientato qui. Quindi il mio interesse era leggerlo quel libro, ma non c'era. Vabbè, passa il pomeriggio, vado a letto, di notte sogno di essere di nuovo lì con questo mio amico, ma questa volta lì c'era un gruppetto di archeologi e uno di questi viene da me con un libro in mano e mi dice: perché non lo scrivi tu il libro? E poi aggiunge: guarda la parte dopo l'impero romano. Potete capire bene, io mi sono svegliato, ho detto: Dio. Sono andata da mia mamma, abitavo ancora con i miei genitori, ho detto: mamma, dammi un libro che parli della Mura Bastia dopo l'impero romano. Fatalità, lei aveva un libricino di uno storico locale e il capitolo su questo castello inizia dicendo: Ludovica Capilupi, donna saggia e caparbia, e ho detto: beh, forse devo scrivere. Non c'era niente sull'impero romano, c'era solo questa Ludovica Capilupi. Allora da lì ho detto: ma vediamo se trovo qualcosa, perché la mia intenzione era sempre quella di leggere qualcosa di scritto. E invece così facendo ho cominciato a studiare di questa donna, trovando tutte le fonti, ovviamente come si fa all'università. Quindi ho letto quell'articolo, sono andata a vedere la bibliografia, mi sono presa tutti i libri, ho letto tutti quei libri e così via. Immaginate bene che dal 2008 in realtà la ricerca è andata avanti un pezzettino, poi lavoravo a Milano, non ero nel mondo della letteratura, quindi lo facevo un po' così, a salti, scrivevo anche a salti, in maniera abbastanza, come dire, non adeguata, ecco. Tanto che poi quando da Milano sono tornata a casa come Rebecca, ho capito che in realtà però scrivere mi piaceva. In realtà la vita è andata avanti, ho avuto 2 bambini, ma dopo i bambini ho detto: bene, adesso dedichiamoci alla scrittura, questa cosa che mi fa stare bene. Quindi ho cominciato a fare corsi di scrittura creativa, ho ripreso in mano tutta la ricerca storica in maniera molto più approfondita e da lì ho cominciato a scrivere, ho scoperto tanti luoghi meravigliosi, appunto al di là della Mura Bastia, poi tutti i castelli che c'erano, cioè ovviamente oltre a documentarmi sui libri andavo nei luoghi e ho visitato veramente, cioè ho scoperto una quantità di castelli incredibile, perché per farvi capire, dal Piave fino anche solo a Romano Dezzelino, non so se Bassano, ecco, magari questi sono i 2 estremi che potete conoscere meglio. Solo in questa fascia ci sono più di 30 castelli, cioè resti di castelli, perché castelli veri e propri rimasti c'è poco. Tutti i resti e le 2 rocche, la rocca di Asolo e la rocca di Cornuda, che adesso è una chiesa fondamentalmente. E quindi un percorso enorme di una ricchezza incredibile di territorio, per fortuna un po' alla volta anche qualche associazione locale, si chiama, in questo caso c'è l'IPA di Asolo Montegrappa, è un ente locale che si occupa di promozione del territorio e sta portando avanti un progetto che si chiama proprio i 27 castelli e le 2 rocche, quindi sicuramente da parte mia sono felice che leggendo il libro diverse persone mi hanno detto: ho riscoperto quei posti, mi hai dato il motivo di andare a farmi la passeggiata da quelle parti, quindi un pezzettino dico brava Serena, però senz'altro che ci sia anche questo movimento dagli enti locali fa ben sperare, ecco. Però questo è un romanzo. Sì. E se piace piace, se no piace piacenza. tu sei riuscita a fare questo intreccio tra il capitolo dell'oggi, il capitolo dell'ieri, e quindi hai costretto me, primo lettore come editore chiaramente, ma immagino anche gli altri, a seguire la doppia vicenda. Quindi hai usato questo artificio, insomma, che diffuso, non è che sia particolarmente nuovo, però sei riuscita a rendere sempre stimolante la storia. Quindi hai 2 romanzi in uno e guarda caso sono 2 protagonisti femminili.
vorrei che, a parte Rebecca dell'oggi, vorrei che tu ci spiegassi un po' queste donne del 1100-1200, perché alle volte si pensa sempre che siano figure secondarie, un po' perché la storia viene tracciata attraverso le guerre impropriamente, e quindi le guerre le fanno gli uomini, però molte volte ci si dimentica di queste figure. Ho avuto l'impressione quasi che tu abbia voluto anche dare dignità, maggiore vigore, maggiore visibilità alla figura femminile di quell'epoca. Sì, allora, come giustamente dicevi, ci sono queste due protagoniste. La scelta, tornando alla prima parte della domanda, se leggerete poi il libro, quando leggerete il libro, scoprirete che c'è un capitolo nel presente e uno nel passato, quindi si alternano i due. Nel presente abbiamo Rebecca che parla in prima persona, nel passato c'è Ludovica, la vita di Ludovica che viene raccontata in terza persona, in modo da distinguere le due cose. E la prima cosa il primo problema davanti a cui mi sono trovata quando ho cominciato a scriverlo è stato proprio questo: ho due donne, ma sono due donne molto simili come carattere, ma molto diverse come contesto storico. È stato molto difficile riuscire a rendere giustizia ed entrare nella loro testa. Cioè, nella testa di Rebecca era facile, perché bene o male, insomma, poteva essere tranquillamente la mia testa, come probabilmente è. Quella di Ludovica invece dovevo calarmi in una donna del XII secolo, quindi fine 1100, dovevo capire cosa credevano queste donne, a che cosa erano affezionate, quali erano i loro valori e come gestivano la loro situazione. Allora la prima domanda che mi sono posta è, e che pongo anche a voi eventualmente, è: ma la donna è cambiata da adesso cioè dal Medioevo adesso? In realtà la risposta che mi sono data io è no. La donna in sé non è cambiata, le emozioni che provava allora le prova anche adesso, i sentimenti, l'amore, la gioia, il dolore, sono tutti sentimenti che ovviamente abbiamo ancora, non sono diversi da quelli delle donne del Medioevo. Cambia tutto il contesto. Io non potrei essere qui a presentare un libro se fossi nel Medioevo, ovviamente. La prima cosa che mi sono chiesta, ma di cui avevo già la risposta fondamentalmente, era che Ludovica sapeva leggere e scrivere, e già questo la poneva in un punto favorevole, se vogliamo. Sapevo che sapeva leggere e scrivere perché ci sono pergamene firmate da lei, atti notarili, quindi è chiaro che lei sapesse leggere e scrivere. Poi figlia di due personaggi così rilevanti, era anche quasi inevitabile. Poi però dovevo calarla in un contesto che è assolutamente non del giorno d'oggi. Uno dei rischi che ho notato io anche leggendo tanto è proprio che si tenderebbe a mettere una mentalità moderna in un personaggio storico, ma questo creerebbe solo un grosso distacco. Quindi lei era ben consapevole del suo ruolo, sapeva che lei sarebbe dovuta andare in moglie a un uomo che non avrebbe scelto lei, sapeva che tutte le sue scelte in realtà dovevano essere veicolate, oppure che avrebbe avuto meno influenza di un uomo. Lei doveva stare al suo posto. Figuratevi che, dopo magari vi racconto questo aneddoto, ma alcune donne nel Medioevo non hanno mai saputo leggere e scrivere perché erano le madri che si rifiutavano, erano le madri che non volevano che loro studiassero, perché se sapevano leggere e scrivere avrebbero fatto più fatica a trovare marito, paradossalmente. Perché il marito, l'uomo, non voleva una donna che sapesse più di lui. Questa era la concezione, ma non era cattiveria. Può essere anche oggi. Sì, lo è anche oggi in alcuni luoghi, purtroppo. Sì, sì. Però ripeto, non era cattiveria la loro, era la loro società, il loro modo di vivere, e loro lo accettavano. Poi c'è anche da dire che le donne, accettando questa situazione, in realtà sapevano come gestirla. Ricordiamoci che c'erano donne forti allora come ci sono adesso, donne deboli allora come ci sono adesso. Le donne forti, come ritengo e come viene scritto che era Ludovica Capilupi, aveva le sue armi, quindi sapeva leggere e scrivere, conosceva bene la situazione politica, sapeva parlare al marito anche cercando di dargli
delle indicazioni, sapeva quali erano i suoi limiti, questo sì. Se pensate anche ad altre donne, in realtà ce ne sono tantissime. Quello che diceva giustamente Silvano prima è che noi quello che sappiamo poco delle donne, perché? Perché tutto quello che ci arriva dal Medioevo, il 99,9%, è scritto da uomini. Quindi in realtà non ci sono fonti femminili, donne che raccontano la loro effettiva vita, se non appunto atti notarili che comunque esistono, però danno solo un'immagine abbastanza vaga. Però al di là di questi ci sono figure veramente importanti, al di là di regine, ma anche contesse, Matilde di Canossa per dirne una, ma anche un'altra figura e che poi è alla base di questo libro, un'altra figura femminile, perché nella ricerca storica che ho trovato tantissime donne in realtà, c'è scritto poco di loro, però ce ne sono tante. Allora, il discorso che sia scritto poco di loro, ripeto, viene dal fatto che viene tutto dagli uomini, quindi si parla di battaglie e gli altri uomini che scrivono, se non sono i nobili, sono tutti quelli che fanno parte del clero, ma parte del clero sono uomini che vedevano la donna come il diavolo, perché era la seduzione, perché voleva dire tutte le cose peggiori. Quindi potete capire che tutto ciò che ci arriva dalle fonti storiche sulle donne deve essere riletto un po' in chiave, cioè cercando di dargli una prospettiva diversa. L'unica donna che la prima donna scrittrice in realtà sarà, non so se ne avete mai sentito parlare, ma è Christine de Pisan, Cristina da Pizzano. In realtà è italiana, però poi si è trasferita, è andata a Parigi e lei fu la prima scrittrice donna e scrisse, lei rimase vedova presto e scrisse La città delle donne. Tramite lei, praticamente lei inizia questo libro dicendo tanti uomini saggi, filosofi, studiosi dicono che la donna sia capace solo, cioè debba solo sposarsi, avere figli e cucire fondamentalmente e ricamare. Quindi se tutti questi uomini saggi dicono questo, forse sbaglio io a pensare diversamente. Già la pone come... Ma capiamo perché lei praticamente prende tutte le cose negative che vengono dette alle donne e per ogni punto risponde portando degli esempi effettivi di donne realmente esistite per dire non è così. Quindi, e siamo nel 1400 però, ed è il primo esempio, poi non ce ne sono più state. Però voglio dire, quelle sarebbero le fonti che servirebbero a noi per capire effettivamente cosa ci sta sotto alla figura femminile. Quindi sì, come diceva Silvano, è questo che ho voluto fare con Ludovica, cercare di darle il peso che secondo me aveva, non troppo, ma neanche poco. Raccontaci per esempio di una nobile donna da Camino che sposa suo marito, però a un certo punto anche gli fa guerra, per esempio. Sì, per esempio, a Silvano piace questa storia, quindi la racconto. È una delle storie che in realtà ho dovuto studiare, come dicevo prima, fra tutte le donne di cui ho letto e ho studiato durante le mie ricerche, ce n'è una in particolare. Una che è un po' quella che crea la situazione di partenza del libro, si chiama Sofia da Camino. L'avete mai sentita nominare? I da Camino avevano proprietà che arrivavano fino a Oderzo praticamente, forse anche un po' più giù, a dire la verità. Allora, per darvi un senso, i Collalto li avete mai sentiti nominare? Ok, Conti da Collalto, benissimo. È lo stesso ramo, si parte da Rambaldo, ma siamo nel 700, non 1700, 700 proprio, ha la sua discendenza e da questo Rambaldo ci sono 3 rami, i Collalto, che al tempo al tempo di questi libri erano ancora Conti da Treviso, non erano ancora Collalto, i da Camino e i da Colfosco. I da Colfosco hanno un'unica figlia, Sofia. Sofia che viene data in sposa a un da Camino, quindi vedete che 2 rami di quella casata si uniscono e per avere cominciano ad avere un'importanza rilevante. Lei comunque non avrebbe potuto ereditare il titolo, quindi facendo così garantiva un po' il proseguo della casata.
Lei si sposa con questo da Camino, ma no, non andavano per niente d'accordo. Allora, considerate che lei, come Sofia, aveva tutto il territorio di Colfosco, Porcia, quello verso Pordenone, e Cadore, poi aveva il castello di Zumelle, non so se l'avete mai sentito nominare, c'è ancora, è bellissimo se vi capita, il castello di Serravalle, il Castrum, che adesso è un bed and breakfast per capirci, quello era suo, e l'abbazia di Follina è stata lei a convertirlo da benedettino a cistercense. Lei è sepolta lì adesso, dovrebbe, non la trovano, però dovrebbe essere lì. Capite bene l'immensa eredità che lei portava. Loro erano di legge longobarda. Questo a quel tempo, non siamo ancora nel Medioevo in cui la donna perdeva tutto. Lei manteneva la sua proprietà, erano ancora sue le cose, anche se andava in sposa a qualcun altro. E lui invece aveva tutti i possedimenti in giù, appunto verso Derzo, Treviso, Derzo, quella zona lì. Bene, cosa succede? Non vanno d'accordo, e questo lo si sa perché fondamentalmente lei è papista, perché non si parla ancora di Guelfi e Ghibellini, ma insomma quello è il discorso. Lei dalla parte del Papa, lui imperialista, dalla parte dell'imperatore. Addirittura arrivano a schierarsi uno contro l'altro, cioè lei prende un esercito suo e va in battaglia contro il marito che è dall'altra parte, quindi mi fa pensare che forse tanto d'accordo non andavano, però mi fa anche capire che era una donna, stiamo parlando della donna, cioè torniamo al discorso di prima, qua ci sono donne incredibili con una potenza, una forza che se sapevano gestirla potevano fare veramente quello che volevano. Vabbè, loro hanno un figlio maschio, quindi tutti ci si aspetta, va tutto al figlio maschio. Non è stato così. Lei muore nel 1175 e lascia l'eredità. Ma attenti, perché lascia il castello di Zumelle, che come vi dicevo prima, a parte è in una situazione, in un luogo molto strategico, è sul Praderadego, che dà su tutta praticamente le Alpi bellunesi, le Dolomiti bellunesi, e quindi tutto il territorio lì. Quel castello lo dà in eredità al vescovo di Belluno. Il castello di Serravalle lo dà in eredità al vescovo di Ceneda, Vittorio Veneto, ma a quel tempo si chiamava Ceneda. Tutta la parte dei terreni che aveva davanti a Follina li dà all'abbazia di Follina. Capite bene che praticamente ha dato via la gran parte dei suoi territori. Al marito questa cosa non andava bene. Allora cosa fa il marito? Va al comune di Treviso, perché lui comunque è di Treviso, ripeto, siamo nel 1175, considerate che il comune di Treviso nasce nel 1162 con la pace di Fontaniva, quindi è giovane, è adolescente il comune di Treviso, quindi come tutti gli adolescenti è esuberante, vuole espandersi, vuole potere, vuole crescere. Cioè, arriva sto uccello da Camino e gli dice io voglio quelle terre perché sono mie. Treviso dice ma certo che ti aiuto, ma di sicuro Treviso non è il buon samaritano. Ovviamente lo fa con un doppio scopo perché vuole riavere, cioè vuole conquistare le terre del Bellunese, perché se ci pensate bene, pensate a Treviso, sotto c'è Venezia, quindi tutte queste terre, la terra di Venezia, ma col Doge, con la potenza che aveva, di sicuro Treviso non poteva andare a conquistare Venezia, cioè non esiste. Padova e Verona erano altrettanto potenti perché c'erano nobili locali molto forti, molto battaglieri, quindi anche lì era improponibile entrare. Ma tutta la parte di Conegliano, Pordenone, Feltre, Belluno era completamente sguarnita. C'era questo vescovo conte, a Belluno esisteva il vescovo conte, quindi aveva entrambe le funzioni, ma finiva lì. Tra l'altro quando inizia il libro, quando muore Sofia da Camino, il vescovo di Belluno è un vecchietto, si chiama Ottone, poverino, forse a lui non interessa neanche, sta un po' tirando gli ultimi, a dire la verità, quindi non si cura molto di tutta questa faccenda. E Treviso ha quindi via libera per conquistare tutte le terre, e da lì cominciano tutte le battaglie fra Treviso e Belluno, di cui parlo nel romanzo. Poi arriverà in realtà un nuovo vescovo conte e lì la situazione si ribalta fino ad arrivare alla battaglia finale.
ma di cui ovviamente non spoilerò nulla perché non posso. Ecco, questa è un po' la situazione, però mi ha dato anche il pretesto per parlarvi di questa donna che era assolutamente meravigliosa, che era Sofia da Camino. Varrebbe la pena un altro libro magari, più avanti. Più avanti. Allora, ci sono appunto questi due livelli narrativi. C'è una donna giovane che ritorna nel suo paese dopo essere stata a Milano e lì si intrecciano vicende, forse qualche amore, qualche vecchio amore, un ritorno, quindi una storia moderna. Però c'è l'altra parte che è il romanzo storico. Noi lo vendiamo impropriamente come romanzo storico, anche se metà di questo libro è romanzo storico. Chiaramente sposerà la curiosità, il piacere dei lettori sia dell'uno che dell'altro fronte in qualche modo. Direi che io sono un grande, anch'io lettore di romanzi storici, ho trovato avvincente anche la storia dell'oggi, dove il protagonista è Rebecca. La cosa che vorrei sottolineare con te è che alle volte i romanzi storici noi non li leggiamo, noi nel nostro Veneto leggiamo pochi romanzi storici ambientati nelle nostre terre. Chi ama questo genere legge Roma antica, Roma in Britannia, legge, non so, alcuni classici giapponesi ambientati nel periodo dei samurai, e insomma, alla fine il genere romanzo storico di questo territorio, che non sia solo legato alla Serenissima, che chiaramente esplode poi in tutta la sua potenza anche nello stato di terra, diciamo, anche dopo il 1300, diciamo, dopo aver preso dei territori lungo l'Adriatico, guarda verso ovest, quindi verso Treviso nel 400, eccetera. Prima era interessata a commerciare in giro per il mondo. Per assurdo Marco Polo va in Cina ma non va a Treviso o Padova, non fa la pianura padana, ma questo è lo fascino di Venezia. Però dico, leggiamo poco della nostra storia ambientata qui, cosa c'era 1000 anni fa, 500 anni fa, 2000 anni fa, eccetera. Noi siamo proiettati verso una lettura storica distante. Il tuo libro in qualche modo dà un piccolo contributo alla storia anche territoriale. Sì, infatti, lo scopo era proprio quello, ma anche, come vi dicevo prima, era che io volevo proprio leggere quel libro perché non ci sono libri, non ci sono romanzi ambientati lì. C'è qualche romanzo su Ezzelino da Romano, ovviamente, ma lì stiamo già parlando di un personaggio comunque rilevante a livello di storia italiana, quindi è ovvio che ci sia qualcosa in più. Però al di là del fatto che ho visto proprio tanto interesse, cioè c'era bisogno di una storia raccontata anche nei nostri posti, perché dà anche più senso di appartenenza, ci fa capire anche diverse cose che magari trascuriamo. Ricordo che io non sapevo neanche che quello era un castello e tutto sommato non mi ritengo una persona che non segua la cultura, quindi c'è proprio bisogno di riscoprire, e veramente io ho studiato questo periodo intanto, ma solo quei 100 anni che io ho studiato sono così colmi di eventi, di personaggi, e sto parlando solo di Treviso Belluno, che è una cosa impressionante. E ripeto, non solo uomini, ci sono donne straordinarie e situazioni che uno dice, ma figurati, neanche nei romanzi, appunto, cioè ci vorrebbero veramente un sacco di romanzi per raccontare tutte le storie che saltano fuori dalle fonti. È straordinario, e io spero, cioè nel mio piccolo spero, e sono felice se l'ho fatto, di aver dato un po' questa goccia. Ne butterò altre 2 o 3, chissà che poi non arrivino altre gocce e altro interesse, perché veramente è un recuperare quella che è la nostra storia, di cui, come diceva giustamente Silvano, noi non siamo bravi a parlarne, cioè i romani sono bravi a parlare di Roma,
I milanesi sono bravi a parlare di Milano, i torinesi parlano di Torino, veneti cosa parliamo? Parliamo di Venezia? Sì, di Venezia, poi, però tutto il resto deve essere secondo me un po'... Sì, che poi gli storici anglosassoni definiscono i secoli, no? Allora il 700 era il secolo francese, l'800 chiaramente inglese, il 600 spagnolo, 500 scusate spagnolo, eccetera. Il secolo della dominante era il 400. Nella nostra storia, dei libri di storia, non viene ricordato il 400 come il secolo della dominante, che era, non a caso poi con la Lega di Cambrai tutti si sono coalizzati contro Venezia. Noi stessi alle volte non abbiamo la dimensione storica del concetto della dominante del 400. Cioè, come se a un certo punto si potesse mettere sullo stesso piano le 4 repubbliche marinare, mettendo insieme Amalfi con la storia di Venezia, che poi è una storia anche un po' molto molto interessante sotto tanti punti di vista, perché paradossalmente l'eredità femminile prosegue poi con la Repubblica e anche mentre negli altri paesi, negli altri stati ciò non succedeva. Bene, direi quindi di poter passare alle ipotetiche domande di chi in qualche modo vorrebbe intervenire, ben sapendo che sulla storia del romanzo vorremmo dire poco, se non niente, in maniera tale da non togliere la curiosità a chi invece ama leggere e scoprire pagina dopo pagina le avventure. Intanto che pensate, ricollegandomi a questo che l'ultima cosa che avevi detto tu, in effetti comunque ricordiamoci, cioè, anche semplicemente il periodo storico di cui parlo io, noi studiamo nel libro di Barbarossa dei comuni, però i comuni cioè, erano i nostri, dove abitiamo, dove siamo adesso, quindi davvero c'è un mondo da scoprire. Potete farmi tutte le domande che volete, non vi spoilerò la fine, però le altre potete, vi parlo del libro se volete. Ci parli del titolo? Il titolo, sì. Grazie, non me l'avevano richiesto. È che allora, si rifà ovviamente al fatto che mura stanno sì per le mura del castello, ma anche perché il castello di cui parlo si chiama Mura Bastia, quindi è un po' un richiamo a quelle mura. Essendo che c'è questo alternarsi fra presente e passato, lo volevo mettere proprio come un senso che nel presente ci arrivano ancora echi dal passato, da oltre le mura. Questo è un po' il senso all'inizio di un segreto. Inizialmente era un eco oltre le mura, ma quando ne avevo parlato con la bibliotecaria del mio paese mi ha detto: ma hai messo l'apostrofo perché lo intendi femminile o maschile? Perché sapete che eco può essere sia maschile che femminile, ma cambia significato. Uno è l'eco, quello proprio fisico, l'altro è l'eco più filosofico. Allora, facciamo che metto echi e taglio la testa al toro. Quindi ecco, questo è l'aneddoto sul titolo. Senti, invece, cosa ci puoi raccontare? Qualche particolare, qualche approfondimento di quello che tu hai ti ha conquistato dentro, diciamo, che riguarda il mondo delle donne, in particolare dell'epoca, che insomma forse sì, ancora oggi noi le vediamo o le immaginiamo, no? Prive di ogni iniziativa, di ogni forza caratteriale o sottomesse quasi da ogni punto di vista. Invece tu nei tuoi commenti invece ci sono le fonti scritte. Allora, se io mi sono permessa di proporre questo personaggio è perché in primo luogo c'era scritto donna forte caparbia. Una donna forte caparbia vuol dire che del suo ci ha messo. Poi, essendoci tutti questi altri esempi di donne di cui ho letto e di cui ho capito che cosa facevano, ho proprio capito che c'era qualcosa, ma secondo me la loro forza veniva proprio dall'aver compreso il loro posto,
averlo accettato e aver trovato le vie. E poi anche ricordiamoci che non ci sono, cioè io parlo di Ludovica, ma in realtà non parlo solo di Ludovica, ci sono altri personaggi femminili che non hanno lo stesso livello sociale, cioè c'è la serva, quindi proprio serva schiava quasi, proprio proprietà del conte, della contessa, e altre servitù, altre donne che ruotavano, quindi è un po' è il gruppo che fa la forza alla fine, perché ci sono dei personaggi che aiutano, ci sono nel libro ma ci sono sicuramente stati anche nella realtà. Del libro, come altro personaggio femminile, ad esempio c'è una serva, è l'unica di cui ho un riferimento storico, perché questo è divertente, l'11 febbraio 1183 viene concessa la carta dotale alla serva Riccarda. Questo è quello che ho trovato io nelle fonti, dal conte, dal marito di Ludovica. Ora, se voi siete in me, che sto scrivendo un romanzo, e questa è l'unica cosa che so di Riccarda, voi cosa ne fate? Cioè per me potevo fare quello che volevo di lei. Quindi o diventava una donna meravigliosa e che quindi bisognava darle sta dote, oppure aveva altre doti per cui ha ricevuto la dote. Poi lascerò scoprire voi qual è stata la mia interpretazione. Però insomma, tante donne diverse, tanti livelli di fermezza, di sicurezza e di intelligenza anche. Un altro personaggio che invece non è storicamente reale ma è frutto della mia fantasia, e anche questo è un aneddoto che mi piace raccontare, è questa Viviana. Viviana è praticamente chiamiamola dama di compagnia, in realtà è una serva anche lei di Ludovica. Era un personaggio che nel momento in cui io ho scritto tutta la scaletta del libro, perché io sono precisa, cioè avevo tutto il libro già in mente, era già tutto strutturato, quindi in realtà scena per scena io sapevo cosa doveva succedere, e questa Viviana in realtà nella mia scena scompariva, ininfluente per il romanzo. Insomma, comincio a scrivere quella scena, e quando io scrivo non sono presente a me stessa, una psicopatica, ma dicono che gli scrittori sono degli psicopatici socialmente accettati, sapevi? Beh, insomma... A me lo dici? Sì, esatto. Ad ogni modo, appunto, quando scrivo io in realtà cioè, è come se io vedessi un film e scrivessi quello che sto vedendo. Sì, sembra una psicopatica, però vabbè, non importa, no, fate conto niente. Insomma, vedo questa Viviana che comincia come io avevo immaginato, scrivo quello che sta facendo, a un certo punto fa tutt'altro e dico no, cancello, riscrivo, e la seconda volta io voglio che vada in una certa maniera, in realtà lei fa tutt'altro di nuovo. Paradossalmente sembra strano, però insomma, in poche parole, io ho lasciato che questa donna facesse quello che voleva, e in realtà poi è stata una figura chiave in tutto il romanzo. Quello, riagganciandomi anche alla domanda, è probabilmente il mio essere entrata nella mentalità femminile e nella gestione, nei rapporti, mi ha permesso anche, forse nel mio cervello mi diceva guarda che no, quello che tu hai immaginato era sbagliato, questa è la realtà, e in effetti poi collideva con tante altre cose. Ecco. Grazie a te. E comunque complimenti anche per la copertina, perché è veramente Grazie, bella, sì, grazie a ma Piazza Editore. Molto molto raffinata. Anche a me è piaciuta tantissimo. Infatti, Pure? sì. È un sogno. È un sogno. È un sogno. Bene, io direi di chiudere qui, se non ci sono... Hai qualche progetto? Che l'editore non sappia, hai qualche progetto? Io ho sempre progetti, io devo scrivere, perché scrivere è un po' la mia valvola di sfogo, quindi se scrivo sto bene, e se non riesco a concentrarmi su allora sì, sto lavorando su... Sempre un romanzo? Sì, sempre un romanzo, sempre storico. Periodo? Successivo. 1200. Sì, 1200. Ambientazione? Sempre la stessa. Sì, in realtà avevo anche una... perché hai citato dei posti che sono, fra l'altro, bisogna dirlo anche in questa sede, sono veramente meraviglioso, una bellezza. anche secondo me. Non abbiamo niente da invidiare alla Toscana, e io adoro la Toscana.
Quando Quindi, hai citato Follina, la sì, meravigliosa, meravigliosa. Infatti consiglio a tutti di andare a Castelbrando anche. Castelpassi, certo. Castelbrando è dove è morta Sofia, ad esempio, che era ancora. E comunque sì, sto sempre scrivendo, adesso in realtà stavo scrivendo un'altra cosa, ma avendo visto l'interesse che ha acceso in tutta la storia locale, e essendo che io quando avevo iniziato a scrivere questo l'avevo già immaginato come una cosa che sarebbe andata avanti, adesso sto scrivendo praticamente il seguito e nel frattempo però appunto io insegno, quindi durante l'anno scolastico non riesco a scrivere tantissimo, ma per darmi l'adrenalina ogni tanto, perché ho bisogno tipo di drogarmi con la scrittura, allora scrivo racconti brevi e li mando un po' in giro dove capita, concorsi. Piacere, sono un'altra psicopatica. Piacere, che bello, non sentirsi solo. Bello questa, utilizzare questo termine improprio, però si addice, capisco. C'è stato un distacco, cioè se c'è stato un distacco e un collante nello stesso tempo, da quando hai concepito e messa lì l'idea e poi l'hai ripresa più avanti. E niente, ecco, volevo sapere. Sì, come dicevo prima, io l'idea iniziale l'avevo avuta appunto nel 2008, momento in cui io ho cominciato a fare un po' di ricerche storiche e buttar lì qualche capitolo che qualcuno ha anche letto qui in sala, proprio all'inizio, quando però non sapevo ancora scrivere bene, nel senso sì, scrivevo, comunque il liceo mi aveva dato una certa formazione, ma da qui a scrivere un romanzo ce ne passa. Adesso tutti sono capaci di scrivere e pubblicare su Amazon e lo fanno in tanti, purtroppo, vabbè. Ma io diciamo che lì era un momento in cui ho cominciato a capire che c'era qualcosa che mi piaceva scrivere e mi faceva star bene proprio, anche se non scrivevo bene o secondo i dettami stavo bene. Poi c'è stato un distacco, sì, nel senso che poi la vita ha preso un po' il sopravvento, ma quando sono tornata perché era mancato il mio nonno, come Rebecca. E come Rebecca mio nonno aveva letto i primi capitoli e lui era stato il mio primo fan e lui voleva che io andassi avanti. Quindi in realtà questa è la parte autobiografica alla fine. Io ho ripreso il libro in mano anche come così e quindi lì c'è stato un po' a rimettermi in gioco e successivamente con i corsi di scrittura lì l'ho resa una cosa effettiva, insomma. Ti ha aiutato la scrittura creativa? Tanto, i corsi di scrittura creativa sì, nel senso che hanno messo ordine, cioè io tante cose già le sapevo perché leggendo tanto, io credo che la prima lezione di uno scrittore è leggere, cioè se uno scrittore non legge non può scrivere. Quindi io, avendo già letto tanto, avevo una vaga idea, però secondo me era un'idea appunto vaga, cioè studiare i personaggi, studiare anche i paragrafi, la struttura delle scene, l'utilizzo delle parole. Paradossalmente a me piace tanto giocare con le parole all'interno di una stessa scena e cercare di creare, è come colorare, cioè io creo il disegno con la storia, ma poi sono le parole che creano il colore, che danno forza e quindi è quella ma quello non sarei mai riuscita a farlo se non avessi fatto il corso di scrittura creativa in cui hanno evidenziato quali erano queste cose importanti. Hanno focalizzato, infatti io il corso l'ho fatto con Vania Russo che appunto fa ancora corsi di questo genere, bravissima e mi aiuta tuttora, mi segue, quindi lo trovo assolutamente utile, stimolante e anche perché secondo me quando ci si mette a scrivere, come tutte le altre arti, come tutti gli altri lavori, ci vuole umiltà, quindi se uno parte e dice no tanto io so tutto, il risultato probabilmente non sarà altrettanto. Con l'umiltà è quella che ti fa dire mettiamoci in gioco e impariamo, insomma, ecco. Un'ultima cosa, secondo te perché non c'è stata cioè non c'è stato un certo interesse nello scrivere romanzi di un certo tipo, quindi sulla storia che comunque è trascorsa dei nostri luoghi qui intorno? Perché secondo me, al di là di romanzieri come Valerio Massimo Manfredi o altri di questo genere, il romanzo storico comunque richiede
tanta ricerca, tanto tempo e quindi probabilmente è più facile scrivere altro tendenzialmente, perché se scrivo dei giorni nostri, io sì, magari qualche ricerca la devo fare, perché metti che parlo di un argomento particolare e lo devo fare, ma un romanzo storico, io per arrivare alla conoscenza di, cioè considerate che quando io scrivo un capitolo, una scena della parte storica, ho più o meno 5 libri davanti a me, quello dei costumi, quello di che cosa mangiano, quello delle persone, non è semplice, e anzi poi scoprire che poi non è, cioè, è una ricerca continua e richiede tanto impegno, però a me piace la ricerca, quindi forse è anche quello che mi avvantaggia, ecco. Grazie. Anche un saluto per l'organizzazione. Scusa. Sì, buonasera. Intanto purtroppo io sono la mamma di Silvia, visto che lei è dovuta scappare via per lavoro, mi ha dato questo compito di chiudere la serata. Cosa dire? Serena, meravigliosa sta storia. Grazie. Veramente bella, l'ho seguita con interesse. Credo sia un romanzo molto avvincente da leggere sicuramente. Grazie. Anche perché io sono propensa perché le donne si diano da fare e quindi devono svegliarsi un po'. Sono d'accordo. Ecco, ringraziamo Serena comunque, tutti quei posti che lei ha nominato, vedi Pederobo, io li conosco benissimo perché li ho frequentati a livello sportivo, va bene, però conosco Onigo, conosco Pederobo, avevo degli amici là, veramente li conosco molto bene. Ecco, e niente, ringraziamo Serena, ringraziamo il signor Silvano. Grazie. Ecco, e mia figlia mi ha detto di invitarvi a seguirci sulle nostre pagine social per restare informati sulle nostre attività e vi invitiamo a ritornare mercoledì prossimo, il 19, per la presentazione del libro Il dono di Estia, scritto da Francesco Del Santo, che sarà accompagnato dal professor Alberto Favaretto di Mestre. Grazie al pubblico presente in sala e grazie a chi ci ha seguito da casa. Buona serata e arrivederci a mercoledì prossimo. Grazie ancora Serena, che mi dava da fare a leggere quel libro proprio.